A San Giuseppe non possono mancare loro le crispelle, morbidissime e facilissime da fare. Per la festa di San Giuseppe, mamma, per voi nonna Carmela, non faceva mai mancare il dolce della nostra tradizione, le crispelle. È una ricetta che conta davvero pochissimi ingredienti: la farina 00, l'acqua, un po' di zucchero, un pizzico di sale, il lievito di birra e l'uvetta sultanina. La prima cosa da fare è mettere in ammollo l'uvetta con dell'acqua tiepida. In questo modo la facciamo rinvenire e ammorbidire, ci metterà qualche minuto. Mettiamo l'uvetta da parte, sono 150 grammi e iniziamo ad occuparci dell'impasto. Mezzo chilo di farina 00, spazio al centro. Sbricioliamo il lievito di birra, 12 grammi. Aggiungiamo anche lo zucchero che tra l'altro ci aiuta ad attivare la lievitazione, 30 grammi. Iniziamo a versare un po' di acqua presa dal totale, deve essere appena tiepida. Sciogliamo bene il lievito. Man mano ingrobbiamo la farina e aggiungiamo a poco l'altra acqua. In genere per mezzo chilo di farina è sufficiente mezzo litro di acqua. A questo punto aggiungiamo anche il sale, 2 pizzichi. I segreti per crespelle di San Giuseppe molto soffici e spugnose sono 2. Il primo è l'impasto molto fluido, come vedete scappa dalle mani perché abbiamo messo un bel po' di acqua. Il secondo è la lavorazione. Dobbiamo schiaffeggiare l'impasto per diversi minuti così da incorporare aria. Per questa ragione, proprio come faceva la mia mamma, vi sconsiglio di usare cucchiaio o fruste, è un lavoro da fare a mano. Per capire se abbiamo fatto un buon lavoro è sufficiente guardare questa pastella che in superficie dovrà formare delle bollicine d'aria. Visto quante ce ne sono? Possiamo aggiungere l'uvetta che ho scolato e leggermente strizzato. Lavoriamo ancora un po' per incorporarla, distribuirla in maniera uniforme e poi possiamo iniziare con la lievitazione. Copriamo la ciotola con pellicola e la spostiamo in un luogo caldo al riparo da correnti d'aria, quindi l'ideale come sempre è il forno spento ma con luce accesa. Dobbiamo aspettare il raddoppio dell'impasto. Sono trascorse 2 ore. Il nostro impasto è cresciuto e poi guardate, vi mostro la superficie ricca di bollicine. È proprio il momento giusto per friggere le nostre crispelle. Serviranno solo 2 cucchiai, con uno preleviamo il composto e con l'altro lo lasciamo scivolare nell'olio. Per questo tipo di frittura e con questo impasto è importante che l'olio sia profondo. Appena diventano dorate le tiriamo fuori. Utilizziamo carta assorbente per scaricare l'olio in eccesso. Per dorare perfettamente le crispelle, ma cuocerle anche bene dentro, è importante la temperatura dell'olio. Vi consiglio di tenerla intorno ai 170 gradi e non oltre. Le crispelle cuoceranno in circa 3 minuti. Mentre sono ancora calde le passiamo nello zucchero semolato e diventano già bellissime. Mamma iniziava a mangiarle sempre mentre friggeva, non aspettava mai la fine. Dalle mie parti, nei piccoli paesini, questa è una tradizione davvero ancora molto viva e davvero tutte le famiglie il giorno di San Giuseppe preparano questi dolci, quindi camminando per le viuzze spesso strette e piccole si sente questo odore provenire da tutte le case ed è qualcosa davvero di magnifico. Spero che anche le nuove generazioni possano continuare così.
Tra l'altro, tra parenti, amici o vicini di casa c'è come una sorta di competizione davvero simpatica e quindi si fa la gara a chi sa farle più morbide e soffici. Ed ecco pronto un bel vassoio. Sembrano tante ma spariranno in un attimo, anzi sono così buone che vi consiglio di raddoppiare le dosi. Vediamo insieme come sono all'interno. Sveliamo questo impasto sofficissimo e ricco di uvetta. Fantastiche! E che profumo!